Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Chiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Chiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Chiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. In questo numero, per il basket, analizzeremo la sconfitta della SMEC Caorle con Mestre e con il capitano Nicolò Baruzzo il ritorno al successo del Portogruaro in Serie D. Le nostre telecamere anche in promozione, obiettivo sulla vittoria del Maniago a Fossalta di Portogruaro. Per il volley, Bibione Mare ancora KO, in Serie C maschile Portogruaro travolge Mestre. Parleremo anche dello storico esordio del rugby femminile in Riva al Lemene. Il maestro Marco Dotta presenta la 2 giorni di judo a Portogruaro. Prima sconfitta di Jesolo in Serie C Gold. Dopo 6 vittorie consecutive, la capolista è stata fermata in quel di Codroipo per 66 e 64. Un risultato a sorpresa visto il ruolino di marcia degli jesolani, ma maturato al cospetto di un Codroipo che in questi ultimi turni aveva dimostrato di essere in grande condizione. Jesolo adesso è stato agganciato in vetta da Oderzo, a segno con lo Sport School, e col fiato sul collo dell'Arzignano, passato senza problemi a Castelfranco. Caorle invece è caduta al Palamare, rilanciando in tal modo Mestre al secondo successo stagionale. Ottimo l'approccio dei biancorossi, che hanno preso subito il largo al cospetto di una SME orfana dell'infortunato Markovic e con Damian Buscaino all'esordio. Mestre va a riposo lungo avanti di più 15, Caorle però reagisce e, tenuta a galla da Bovolenta e Dalovic, rientra in partita nell'ultimo quarto, riducendo progressivamente il divario sino ad avere il pallone del pareggio a 35 secondi dal termine, che Bovolenta a suo malgrado fallisce, consegnando i 2 punti al Mestre. Intanto è giusto dire che gli avversari hanno meritato di vincere, come hai detto tu prima. L'approccio alla gara loro è stato molto determinante, l'avevamo messo anche in bilancio, perché una squadra che aveva bisogno assolutamente di fare punti, e noi forse più condizionati dal fatto che all'ultimo momento abbiamo dovuto sostituire un giocatore come Emilia Markovic con Damian Buscaino, che ha fatto il suo per questa partita d'esordio, ma che sicuramente ha bisogno di entrare nel contesto del ritmo partita. E questo giocare contratti ci ha condizionato, ripeto, nei primi 2 quarti, però come si è visto poi è stata brava la squadra a non disunirsi e a crederci fino alla fine. Abbiamo rischiato di fare il colpaccio,
negli ultimi minuti ed è stato determinante Bjegovic come ex a punirci con 2 bombe pesanti proprio nella parte finale della gara. Ci sono mancate, come è successo nelle altre 2 gare che abbiamo perso, le occasioni per poter fare il colpaccio. In ogni caso ne usciamo secondo me a testa alta e l'importante è adesso che facciamo tesoro per questa settimana anche del fatto che abbiamo possibilità di lavorare meglio su Damian. Cercheremo di inserirlo, di cambiare ancora una volta quelle che sono le nostre soluzioni offensive per poterlo coinvolgere meglio, e sicuramente ci alleneremo un po' di più al tiro libero, visto che oggi una percentuale del 50%, tra l'altro su 22 tiri liberi, pesa come un macigno sull'esito di questo incontro. Ecco, Markovic sarà recuperabile? Markovic non per la settimana prossima, ma a breve dovrebbe tornare in Italia. Allora coach, la fine di un incubo. Dopo tutte queste sconfitte vincere per noi era fondamentale, più ancora di fare una buona partita, è brutto dirlo ma è così. Ci arriva a avere 2 punti più in classifica, perché altrimenti sarebbe diventato pesante andare avanti anche con gli allenamenti, con facce sbagliate secondo me, con una pressione addosso che sarebbe potuto diventare pesante, però non è che cambia tutto adesso. Oggi si è visto le potenzialità e i limiti della nostra squadra all'interno della partita, avvantaggiati da un roster avversari non al completo, perché con Markovic probabilmente la partita sarebbe stata differente. Comunque avete avuto un grandissimo approccio, la partita l'avete vinta praticamente nella prima parte. Sì, abbiamo avuto l'approccio giusto, senza fare grandi cose, però a testa sgombra, con la determinazione giusta per fare una partita contro una squadra che secondo me è molto competitiva, in casa è molto forte, gioca bene. Caolo è una bella squadra. Finale con un po' di sofferenza, ma alla fine insomma avete festeggiato. Sì, alla fine il rientro è stato veemente da parte di Caolo, che è stata brava a trarre vantaggio da alcune situazioni non pulitissime. Hanno fatto tantissimi punti nell'ultimo quarto da rimbalzi in attacco, palle toccate che hanno prodotto tiri da 3 punti, penso almeno 2 bombe, mi ricordo forse 3 anche da un rimbalzo in attacco, e lì dobbiamo essere un pochettino più maturi, più pronti. Anche offensivamente abbiamo perso il timing del nostro gioco e poteva costarci caro, anche se ad onore del vero la sensazione che comunque fossimo sempre con un margine abbastanza buono rispetto a una squadra che ha punti nelle mani come Caorle. Nel girone borsoi della Serie D non conosce ostacoli il cammino di Casarsa, che guida la classifica a punteggio pieno, inseguita da Aviano e Sacile, andate a vincere facile rispettivamente con il Sistema Pordenone e il Basket Time Udine. È ritornata al successo anche la pallacanestro Portogruaro. I Granata hanno regolato 13° 75-57, 2 punti che fanno soprattutto morale, oltre a mantenerli agganciati alla zona playoff. Sì, 2 punti molto importanti, arrivati con una squadra che era alla nostra portata, una squadra che dovevamo battere per rimanere attaccati alle squadre con più punti di noi e cercare di continuare a inseguire la pool promozione, che è il nostro obiettivo che ci siamo posti già da inizio anno. Una partita dai 2 volti, una prima parte dove 13° vi ha messo un po' paura, poi siete usciti voi dopo l'intervallo lungo e avete sistemato le cose. Sì, siamo partiti un po' contratti, ci siamo fatti condizionare dalla loro intensità e forse anche un po' impauriti dalle 3 sconfitte di fila da cui arrivavamo. Il secondo tempo siamo tornati in campo più aggressivi, con più intensità, e siamo riusciti anche a trovare canestri che nel primo tempo non sono arrivati, costruiti bene, e siamo riusciti a costruire un gap di una decina di punti che alla fine siamo riusciti a gestire e allungare ulteriormente. Adesso arrivano un po' le squadre che vi seguono in classifica, quindi sono partite assolutamente da non sbagliare. Sì, assolutamente, già da venerdì andiamo a Udine contro la CBU e l'obiettivo è assolutamente quello di vincere, e non solo con la CBU ma anche con le prossime partite che arriveranno, e ci siamo posti l'obiettivo di arrivare a Casarsa, che è l'ultima del girone di andata, con tutte le partite vinte, e cercare di infastidire appunto Casarsa, che per adesso è prima in classifica, imbattuta.
È in una Serie B dove sono cadute Muggia e Montecchio e dove Rivana ha osservato il turno di riposo, lasciando in tal modo via libera a Ponzano, ritornata solitaria al vertice, dobbiamo registrare ancora una giornata amara per la Polisportiva Concordia. Al Pala Valerio è passata Monfalcone, alle biancorosse se non altro resta la soddisfazione di aversela giocata punto a punto. Purtroppo, per un roster ridotto come quello delle Leonesse, fare a meno di 3 elementi del calibro di Fagotto, Witt e Fanton, è ovvio che la vittoria diventa un'impresa quasi impossibile, anche se questa volta le recriminazioni sono tutte per non aver saputo concretizzare il pallone del possibile pareggio a pochi secondi dalla fine, lasciando così via libera al successo monfalconese. Domenica prossima sfida oltremodo delicata contro l'Oma Trieste, partita dove in ottica salvezza non può che esistere la vittoria. Scendendo in promozione, dove il San Vito ha inanellato la 3ª vittoria consecutiva a Fiume Veneto, confermandosi al vertice della classifica, il BVO Annone Veneto si è imposto in casa con il Fontana Fredda, ritornando così al successo dopo la battuta d'arresto del turno precedente nel derby con la Fossaltese. Proprio i biancoverdi invece hanno ceduto al forte Maniago, che punta senza mezzi termini al salto di categoria. È stata dunque una partita punto a punto che il quintetto di Paolo Giollo ha gestito male nel finale. È arrivata una sconfitta, la prima sconfitta della stagione. È chiaro, quando si parla di pochi punti c'è sempre qualcosa da recriminare. A mio giudizio è stato gestito un po' male proprio il finale, dove si è voluto forzare con un tiro da 3, dove al limite ci potrebbero essere state altre soluzioni. Sì, assolutamente sì, va bene così, verdetto giusto, abbiamo sbagliato un sacco, ma proprio penso vado a occhio così, dai 15 ai 16 canestri da soli sotto canestro, quindi si fanno presto i conti. Riguardo l'ultimo tiro, sì, ho chiamato un minuto apposta per giocarci l'1 contro 1, prendere fallo vale più un tiro come logico doveva essere, invece siamo intestarditi a fare questo tiro da 3 punti e non avevamo preso neanche il ferro, quindi va bene così, è giusto che vada così e finalmente è arrivata una sconfitta che magari ci fa anche ritornare coi piedi per terra, assolutamente. Appunto, le sconfitte solitamente servono per riconoscere i propri errori e per potersi migliorare. Assolutamente sì, e bisogna svegliarsi e dobbiamo, come si suol dire, accelerare l'allenamento in partita. Abbiamo ancora troppe paure, non riesco a capire il motivo per cui le abbiamo, visto l'organico che c'è, e quindi vedremo cosa fare questa settimana. Sicuramente lavorare duro e cambiare l'approccio di mentalità, assolutamente sì. Una partita che è rimasta in equilibrio fino all'ultimo quarto, poi avete piazzato la zampata vincente. Sì, è andata bene, siamo partiti con grinta, siamo partiti concentrati, poi comunque gli avversari sono una squadra, Fossaltese è una squadra importante con dei nomi anche importanti, che l'anno scorso e gli anni precedenti è sempre arrivata ai playoff e si è piazzata sempre bene. Abbiamo perso un attimo la concentrazione se non sbaglio a inizio terzo quarto, però siamo riusciti a rimanere lì, poi siamo riusciti a dare negli ultimi secondi gli ultimi 2 colpi finali, è andata bene così e siamo contenti. Noi ovviamente si parte sempre per vincere, poi abbiamo un organico che ci può permettere di fare buone cose. È ovvio che gli obiettivi sono sicuramente i playoff come prima cosa e andare più avanti possibile. Prossima partita? Prossima partita abbiamo Azzano in casa, altra squadra ostica, perché comunque ha recuperato da Aviano un Giulio Zucchetto che è un signor giocatore, e speriamo bene, ce la metteremo tutta come al solito. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da €390. Berlino, con volo diretto da Venezia da €390. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero.
GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Chiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Chiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Chiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. Ancora una pesante sconfitta per il Volley Team Club Bibione Mare. Da Riva del Garda i sandonatesi sono ritornati con un secco 3-0 sul groppone, maturato in appena 80 minuti di gioco con i parziali di 25-22, 25-18 e 25-15. Di fatto c'è stata partita solamente nella prima parte del primo set, quindi il sestetto di Rotari ha incominciato a commettere errori in serie che hanno lasciato campo aperto ai trentini. A preoccupare di più è stato l'atteggiamento sin troppo remissivo dei giovani sandonatesi. Senza lottare non si va da nessuna parte e quindi il coach sandonatese dovrà affrettarsi nel trovare quegli equilibri che possano cambiare il corso della stagione, che vede adesso il Volley Team Club terzultimo in classifica a quota 3. La Pallavolo Motte invece si è imposta sul campo del Massanzago per 3-1, confermandosi in vetta alla classifica in condominio con il Valsugana Padova. Dopo i primi due set giocati alla grande, i biancoverdi si sono deconcentrati, lasciando via libera ai padroni di casa, salvo poi ritornare prepotentemente in cattedra, chiudendo 7 incontro sul 25-18. Vittoria anche per le due pordenonesi Prata e Cordenons con Bassano e Aduna Volley, mentre i triestini dello Sloga sono stati sconfitti al tie-break con il Treviso. In Serie C maschile, nella terza giornata di campionato, Portogruaro è ritornato al successo, firmando nel derby con l'Agora Mestre la seconda affermazione casalinga. I biancoverdi hanno travolto i cugini mestrini per 3-0, liquidando la pratica in poco più di un'ora di gioco. È stata una prestazione che di sicuro fa bene all'umore della squadra, visto che il risultato di 3-0 contro i nostri cugini del Mestre ci mette di sicuro di buon umore. Però il gioco che è stato espresso, nonostante alcuni parziali della gara possano far pensare che non ci sia stata una grande partita, non ci ha estremamente soddisfatto, perché anche nel precampionato eravamo riusciti a raggiungere un livello di gioco un po' più alto. Di sicuro però, come ho detto in precedenza, i 3 punti fanno comodo, perché in un anno come questo in cui la squadra si è rinforzata si spera di raggiungere un risultato forse migliore dell'anno scorso, e questi 3 punti si fanno veramente al caso nostro. Comunque 2-2 in casa, sabato prossimo giocherete ancora qui sul campo amico, affronterete il Chio Ene Padova, non c'è 2 senza il 3. Si spera, perché la squadra di Padova è una squadra molto simile alla nostra, infatti sono tutti molto giovani e sappiamo bene che le squadre giovani significa trovarsi di fronte a una squadra altalenante, e questo vuol dire che potrebbe risultare una partita molto semplice, anche perché nella palestra di Summaga non abbiamo mai riscontrato una sconfitta, però nel caso tutto a loro comincia a funzionare bene, come a noi è successo sabato scorso, potremmo trovarci in seria difficoltà, perché è una squadra di giovani estremamente atletici che potrebbero di sicuro metterci in seri problemi. Giochiamo a Summaga perché è stato chiesto alla società di cambiare la partita di andata con quella di ritorno, visto che il loro palazzetto era indisponibile
forse per allenamenti della squadra maggiore che milita in Serie A, ma questo non ci è dato a sapere. Quindi siccome nemmeno noi avremmo avuto il palazzetto, siamo costretti a giocare a Summaga nella palestra delle scuole medie. E in Serie D femminile invece le ragazze del Portogruaro non sono riusciti a dare continuità al successo del sabato precedente nel derby con il San Stino. A Treviso le portoguaresi hanno retto il confronto per i primi 2 set, riuscendo a riportarsi sulla parità. Quindi sono lentamente uscite dal match, facendosi travolgere per 25-12 e 25-18. Sastina invece si è riscattata vincendo 3-2 con il Cus Venezia, Lagunari in vantaggio per 2-7-1 prima di dissolversi sotto i colpi delle Liventine che le hanno travolte per 25-19 e 25-13. In prima divisione Clodia e Bissuola si sono confermate in vetta, lasciandosi alle spalle Marcon e Noale, oltre ad una Pallavolo Concordia che si è imposta per 3-0 nel derby con il Ceggia, una partita dove le ciliensi hanno tenuto testa alle concordiesi solamente nel primo set, finito 25-23. Nel secondo e terzo parziale invece le biancorosse di casa sono salite in cattedra, vincendo con una certa facilità per 25-18 e 25-12. Adesso in classifica le biancorosse sono ritornate a 2 sole lunghezze dalla testa. Siamo al campo sportivo del rugby in via Forlanini a Portogruaro e siamo con Nancy Castellet, che è una delle 5 rappresentanti del rugby femminile Portogruaro. La domenica scorsa vicino a Padova avete iniziato una grande avventura nei vari concentramenti del rugby femminile a livello regionale. Dunque, cosa ti ha spinto a scegliere di praticare lo sport del rugby? Allora, nello sport che facevo prima non riuscivo a far uscire tutte le mie emozioni che provavo e finalmente ho trovato uno sport dove posso divertirmi e nello stesso tempo crescere con una squadra, perché è uno dei tanti sport di squadra dove se non ti aiuti, se non c'è squadra, non riesci a compiere un buon lavoro. E questo è il mio primo passo, la partita di domenica scorsa verso, spero, un lungo cammino che appunto è appena iniziato. Ecco, domenica dal punto di vista così del tecnico com'è andata? È andata bene, almeno io mi sono divertita e mi sono trovata bene subito con le compagne, con l'allenatore e con tutti. Tra l'altro sei stata anche notata dal selezionatore regionale che ti ha appunto segnato sul suo taccuino per quanto riguarda le prossime selezioni regionali. Quando me l'hanno detto appunto sono rimasta molto stupita perché non me l'aspettavo, perché da poco che faccio rugby e sono molto soddisfatta, sono rimasta molto soddisfatta. Perché dovresti consigliare a una tua amica di venire qui in via Forlanini a praticare il rugby? Perché è uno sport diverso rispetto al solito, è uno sport soprattutto maschile, ma vogliamo far vedere noi femmine che se ce la mettiamo tutta possiamo valere tanto quanto i maschi, che non ci sono differenze. E per questo invito tutte le femmine a venire, perché comunque è un bel sport dove non ti fai solo male come tutti gli altri sport, ma ti diverti, stai insieme e cresci tutte insieme. E con Rosati Laura, allora, prima esperienza in squadra, in un torneo domenica scorsa, com'è andata? Devo dire che è stato un po' difficile, però è andata bene tutto sommato, perché ci siamo divertiti, anche se non ci conoscevamo bene, però abbiamo giocato proprio come una squadra. Continuiamo a intervistare le ragazze del rugby Portogruaro, siamo adesso con Alice Salvador, di ruolo, cosa sei? Ala, 3/4 ala principalmente. Ecco, anche a te voglio chiedere, domenica è stata la prima esperienza assoluta in partita ufficiale, com'è andata? Allora, non è stata la prima partita che ho fatto, è stata la prima come partita femminile. Non è andata granché bene perché non siamo riusciti a fare quello che speravo che riuscissimo a fare. Mi aspettavo di più, mi aspettavo meglio. Il problema è che non eravamo tante e ci siamo gemellate con un'altra squadra che però non ci conoscevamo e quindi non siamo riusciti ad avere un gioco conosciuto, appunto, non siamo riusciti a trovare strategie, niente. Se invece un po' più gente venisse qua a Porto e riusciamo a trovare una squadra tutta nostra, ci alleniamo di più e alleniamo tutte le tecniche e le strategie. Ecco, tu come hai conosciuto il rugby? Ho conosciuto il rugby perché mio papà da giovane giocava a rugby, ha cominciato mio fratello e ho cominciato anch'io. E quindi tutta la famiglia è rugbista.
Siamo in compagnia della prima atleta che è riuscita a fare una meta con la maglia del rugby Portogruaro. Come ti chiami? Elena. Che emozioni hai provato dopo che si è schiacciata la palla oltre la meta? Beh, la mia emozione principale è stata la felicità, è una cosa che con gli altri sport non avevo mai provato prima del rugby. E poi era il mio obiettivo del giorno, quindi sono stata felicissima, sono andata a casa veramente col sorriso in faccia, anche se comunque è stata una perdita, però almeno... Ecco, senti, allora, perché il rugby? Perché mi permette di sfogarmi totalmente, cosa che magari con la danza non riuscivo. Il rugby per me non è solo violenza, come magari tante persone dicono, ma per me è passione, felicità e sfogo. 2 giorni di judo in riva all'Emene, siamo con Marco Dotta, dunque ci vuoi spiegare nel dettaglio di che cosa si tratta? Sì, abbiamo il prossimo weekend 19-20 di novembre, abbiamo previsto di organizzare praticamente sabato uno stage dalle 15:30 alle 18:30 per insegnanti tecnici e atleti di alto livello, tenuto dai maestri Bruno Carmeni, ottavo Dan, e maestro Erissini Giosuè, settimo Dan, presidente del comitato regionale. E come argomento saranno i sutemi Vaza, che sono praticamente le tecniche di sacrificio. Saranno presenti, diciamo, 150 tra atleti e insegnanti. Quindi è un bel evento che noi facciamo qui a Portogruaro, soprattutto anche di studio. Mentre domenica finalmente riorganizziamo qui a Portogruaro il torneo delle cinture, che è una gara per bambini, una gara ludico-educativa dove parteciperanno i bambini, stimiamo 280-300 bambini delle province, delle società delle province di Venezia, Rovigo e Padova. L'inizio della gara è alle 10 e durerà fino, diciamo, alle 13:30-14. Qui abbiamo messo in moto tutta la nostra associazione per dare una mano e per organizzare qui al palazzetto di Via Lovisa, quindi invito anche chi eventualmente non conosce il judo di venire soprattutto alla domenica se sono ragazzi, oppure venire anche a vedere al sabato questi maestri, e diciamo anche le tecniche che verranno fatte sono tecniche di sacrificio. Si intende che uno diciamo, va a terra e proietta il proprio, diciamo, avversario. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Dottaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Dottaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Dottaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato.
Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Chiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione in abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Chiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Chiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro.